Tirem innanzi. La scelta del proverbio di oggi, più che proverbio del modo di dire, del modo di esprimersi, tirem innanzi, l'ho fatta stamattina, pensavo in realtà di scegliere un altro, perché incontrando una persona chiedendogli com'è che la va, e mi ha detto tirem innanzi, modo di dire che molti di noi usano, e penso che sia anche uno di quei modi di dire che anche chi non ha avuto il milanese come lingua madre utilizza, cioè ha capito che significa tiriamo avanti, come si dice anche in italiano. E visto che siamo appunto in un periodo con parecchie difficoltà di tanti tipi, dire tirare avanti ha questo senso un po' di tiriamo a campare, o comunque facciamo il meglio che si può. Ecco, lo si può vedere magari sotto due angolature, magari una un po' più fatalista o pessimista, l'altra più, diciamo, realistica e anche oggettiva magari, però che fa i conti con la realtà e dice tiriamo innanzi, cioè facciamo quel che si può. Tira innanzi in realtà ha un paio di altri significati almeno. Il Francesco Cherubini nel suo grande vocabolario milanese italiano ne pone un paio dove il tira innanzi ha un significato, diciamo, transitivo. Tira innanzi nel senso di far avanzare, per esempio tira innanzi scagni o la cadrega, fare innanzi la seggiola, tirare avanti la sedia verso di sé, portarla avanti. Oppure, certo, tira innanzi come prolungare, nel senso prolungare i conti, la vita e simili. Da lì poi viene fuori effettivamente tira innanzi, se si intende la vita, l'esistenza, certamente arriva poi quel significato di dire, beh, portiamo avanti, sottinteso, l'esistenza, e quindi, beh, facciamo quello che si può. Questa accezione è più sottolineata da vocabolari più recenti, come qualcuno che era stato edito un po' di anni fa anche a cura del Circolo Filologico Milanese, appunto, che intende proseguire, anche tirare a campare. Però ecco, il tirem innanzi più famoso della storia, penso che alcuni di voi lo sapranno, anche molti di voi, è quello pronunciato da Amatore Scesa, a volte conosciuto come Antonio Amatore Scesa, ma poi vedremo perché, patriota milanese che venne giustiziato nel 1851, il 2 agosto, perché accusato di attività sovversiva dall'imperiale regio governo di allora, che aveva emanato delle leggi molto severe, molto ferree, applicate poi con delle disposizioni successive dal maresciallo Radetzky, famosissimo, e applicate poi da un certo capitano Pilcher, che fece l'accusatore di Scesa. Scesa certamente aderiva al movimento dei patrioti italiani, che voleva liberare Milano dagli austriaci, che avevano combattuto pochi anni prima, nel 1848, nelle famose 5 giornate di Milano, che costrinsero Radetzky alla ritirata, il quale poi però ritornò una volta vinta la prima guerra d'indipendenza, e quindi era uno di quelli che voleva una Milano libera dagli austriaci. Venne trovato in possesso di manifesti che erano contro il governo, e ripeto, le leggi di allora erano molto severe. In questi casi si procedeva, come si suol dire, in modo molto sommario, e quindi non gli venne fatto un processo con un difensore eccetera, ma molto, molto spiccio, e venne condannato alla forca. In realtà poi venne fucilato per assenza del cosiddetto boia. Ecco, lui perché pronuncia questa frase? Perché la tradizione, si dice, tutti sono concordi nel dire che Amatore Scesa, che poi venne erroneamente chiamato Antonio durante il processo, quindi è ricordato anche come Antonio Amatore Scesa, si dice che transitando davanti alla sua casa gli austriaci
per indurlo a confessare, gli facessero vedere per l'ultima volta a casa sua e gli dicessero: beh, se spifferi i nomi dei tuoi compagni, se dici chi sono gli altri congiurati, ti possiamo lasciare libero. E lui disse questa famosa frase: tirem innanzi, cioè andiamo avanti. E capiamo che qui tirem innanzi non vuol dire né tiriamo avanti qualcosa, non è un verbo transitivo per dire sto portando avanti qualcosa, e neppure ma tirami innanzi come lo diciamo noi, ma tiriamo a campare. No, purtroppo lui non avrebbe voluto campare, ma in quel momento sapeva che andava la condanna a morte. E disse tirami innanzi, come dire andiamo avanti. Ecco, questo è il significato con cui, sempre in milanese, che noi qualche volta lo utilizziamo, quando c'è uno stallo, c'è un momento di sosta in qualche cosa, dice ciao, tirami innanzi. In qualsiasi ambito, che può essere della vita civile, familiare, religiosa, qualsiasi, dice ciao, tirami innanzi, non fermiamoci, bisogna andare avanti, quindi nel senso di andare avanti. E penso che insomma un personaggio di questo tipo come Amatore Scesa veramente ci lasci in consegna un grande significato civile, della capacità dell'eroismo di questa persona, che ha avuto il coraggio di portare fino in fondo le proprie idee, e anche di fronte alla prospettiva di poter eventualmente fare la spia e aver salva la vita, ha preferito tirare innanzi. Ecco, questa è un po' una piccola carrellata su questa espressione di questo verbo tirare, come tanti altri verbi milanese con preposizioni o con altre parole connesse può assumere un sacco di significati. Il Cherubini dedica ben 4 pagine del suo vocabolario al verbo tirar, con tutte le varie sfumature e i vari significati che assume, appunto connesso con altre parole. Un'ultima curiosità: morì Cherubini anche lui nel 1851, prima della morte di Scesa. Del resto il suo vocabolario l'aveva stampato tra il 1839 e poi appunto gli ultimi anni della sua vita. Venne poi concluso con una aggiunta postuma. È chiaro che Cherubini non poté, evidentemente per ragioni che sono chiare, citare Scesa nel suo vocabolario, perché la frase di Amatore Scesa venne detta dopo che Cherubini era già morto. Queste sono le cose che ci dice la storia, e noi, quando siamo un po' giù, tirem innanzi, e qua però siamo in un momento che bisogna prendere una decisione di andare avanti, di fermarsi, no, ricordiamo di Amatore Scesa, certo non nella stessa situazione drammatica, ma ricordiamo che bisogna avere il coraggio certe volte di dire, tirami innanzi.